Senz'altro domenica pensa a voi, pensa ai vostri risparmi, ecco perché abbiamo invitato il grande economista Meris Jacopone. Ciao a tutti, Ciao a tutti, bentornati all'ascolto e ricordatevi che coi consigli di Jacopone puoi fare anche tu il primo milione. Ma cosa dici? Ma cosa prometti alla gente che non è vero? Ma vi rendete conto che questo dice un sacco di cose ma non dice niente di concreto? Dai, vogliamo risparmiare? È nervosetto, sì, Aspetta, perché... se tu vuoi risparmiare, puoi imparare a gestire i tuoi soldi, affidati a Meris Jacopone. Bravo, che tra l'altro non ho ancora capito dopo tante puntate qual è il nome, qual è il cognome, cioè Meris o Jacopone? Meris sarà il nome, Jacopone il cognome. No, è sbagliatissimo, scusami. Meris è il cognome, è Jacopone il mio vero nome. Sì, perché i miei genitori erano professori, erano colti ed eruditi. Hai capito? Mi chiamarono Jacopone in onore del grande Jacopone da Todi. Jacopone da Todi, Per dire mio fratello si chiama Pico. come Pico della Mirandola. No, in onore di mio nonno che era un muratore. Vedi? Pico? Vabbè, che stavo. Sì, colti e eruditi. Allora Meris, tanti ascoltatori ci chiedono: al giorno d'oggi è ancora sicuro tenere i soldi in banca? Come la vedi? No, dai Pippo, mi fai una domanda sbagliata a cui dovrei darti una risposta giusta. Ma preferisco darti un'altra risposta a una domanda che non mi hai posto, non so se mi spiego. Sì, ho capito. No, non si è spiegato. Come Ragazzi, io voglio essere chiaro con voi. Sì, se pensate di arricchirvi quei soldi fermi in banca, siete come un naufrago in mezzo al mare che spera di trovare squali vegani. Non so se mi spiego. Chiaro. No, non si è spiegato. No. Sì, ma con criterio, Con criterio. Pippo. Cosa Con criterio, significa? Pippo. Sì. Ricordati la storia di quel tale Gaetano. Quel tale, ti ricordi tu? Che ha Aspetta che la spiega, poi me la ricordo semmai. Non No. la sai, te la dico allora. Se me la dici sì, se no Quel non la so. tale che ha rinunciato a un caffè al giorno per poter risparmiare e potersi permettere una macchinetta del caffè nuova. Ora che ha messo via i soldi ed è riuscito a comprarsi la macchinetta, non aveva più voglia di bere il caffè. Non so se mi spiego. No, non ti sei spiegato. Fantastico. Ma fantastico. Jacopone, cosa? ci hai illuminati. Cioè, cosa faremo senza di te? Cosa saremmo senza di te? Saremo meno nervosi perché Bravo, non lo Gaetano. sopporto più. Ma ti pare che uno così ci deve. Ma per piacere, ma Gaetano, te non comprartela la macchinetta del caffè perché ti vedo già nervoso. Infatti. Adesso però ragazzi scappo perché sta aprendo Hong Kong. Il Già. mercato non dorme mai, no, certo. come mio suocero. Sì, è giusto. E ricordatevi, articolo 3, chi Guy Sky vive da re. Arrivederci. Grazie Meris Jacopone. Everybody moving.